11ª edizione per l'arte di scrivere d'arte, convegno organizzato dal Centro Iniziative Culturali in collaborazione con lo storico dell'arte Fulvio Dell'Agnese, in occasione del Festival letterario Pordenone Legge. Bruno Pedretti, docente di architettura in Svizzera, ci ha parlato dei rapporti tra un romanzo e una mostra per Charlotte Salomon, giovane artista ebrea nella Berlino degli anni 30. Ho scoperto Charlotte Salomon in una mostra al Centre Pompidou, al Beaubourg di Parigi, più o meno a metà degli anni 90. Me ne è nata una tale passione che poi successivamente ho deciso di dedicargli un romanzo. Credo che mi abbia colpito la densità poetica proprio delle sue pitture. Poi naturalmente mi aveva molto colpito quest'idea di raccontare la propria vita con una sorta di opera d'arte totale. Col fatto che lei ha in mente un racconto complessivo della propria vita, lei cerca di portare nella sua opera tutti i generi artistici più possibili e immaginabili. Lei ha fatto 3 anni di accademia di belle arti a Berlino e dunque, diciamo che parte dalla pittura e quella è la modalità espressiva, se vogliamo, prioritaria. Ma non dimentichiamoci che comunque c'è tutto un romanzo dentro, che se nel prologo viene trascritto su delle velline, poi a partire dalla parte centrale invece assistiamo a un racconto che viene calato direttamente nelle pitture. Dunque il rapporto scrittura, visione, eccetera, è completamente intrecciato. Non dimentichiamo poi che lei addirittura suggerisce da indicazioni musicali in una serie di scene, indicando proprio dei brani sia classici sia folclorici, da Beethoven a Schubert, a Brahms, eccetera, con una valenza anche superiore al discorso solo della colonna sonora, perché lei viene anche da una famiglia, in particolare poi con la matrigna, a forte formazione musicale. Dunque ci sono anche tutta una serie di occasioni strettamente musicali che accompagnano la sua maturazione artistica. Lei dà come sottotitolo alla sua opera Vita o teatro, con i 2 punti interrogativi, quello di Ein Singspiel, cioè diremmo un'opera musicale, un dramma musicale, d'accordo? Che se noi ci pensiamo ancora una volta è il sistema di restituzione artistica che raduna maggiormente i diversi generi espressivi, perché in un dramma musicale, in un'opera lirica come diciamo anche in Italia, si ha la scenografia, si ha la musica, si ha la letteratura, si ha il testo, Come dire, il sistema teatrale addirittura che coinvolga anche la musica è quello che maggiormente si avvicina a un'opera d'arte totale. La capacità con cui lei domina quest'opera d'arte totale, al punto da arrivare alla fine a quella che io dico anche una sorta di invenzione che non trova riscontri nel mondo contemporaneo. Lei di fatto reinventa sulla base anche dei riferimenti ai nuovi generi artistici e alle avanguardie, reinventa una sorta di iconografia, cioè di scrittura, grafia, che passa dall'immagine, dall'icona, ma in quanto iconografia rimanda semanticamente, a delle situazioni complessivamente teatrali. Ma quanto più va avanti l'opera, questo è straordinario quando si arriva nelle ultime scene, lei che lascia Berlino, lei che arriva nel sud della Francia profuga, eccetera, diventa una sorta di pittura gestuale, dove anche il fatto che lei dipinga dei ritratti, delle figure, delle scene e insieme dipinga la scrittura, ti fa capire come ormai sia una sorta di linguaggio molto specifico ed è talmente forte, talmente creativa, innovativa questa sua invenzione che lei verso la fine addirittura dipinge alcune pagine solo di scrittura, cioè la scrittura diventa lei icona. Insomma, basta questo per capire che è da un punto di vista artistico un'opera straordinariamente innovativa e dal punto di vista della capacità espressiva è una delle opere più poetiche del Novecento.